Viganile. O Viganile non finisce mai, ti mettessi che la capo in danno cersa. Mettessi che la capo in danno cersa, ti mettessi. Non con mio papà, Ti capisci? Si piace sconnacciati mi sonno pure la notte quando sono a casa mi sonno. Questi disonesti sono milioni. Susa di dove? Susa è dita signora. Non chiamate dita. E voi siete la più grande zoccola che c'è stato il Roghieca. Riesce. Hai detto che sono Susa di Torre e poi si è fatta cibo a bocca di cuvecchio morto che teneva la signora Rosa. Guardate, questo sono gente, no? Che tengono i compari lì da silpa. Tengono i compari lì da silpa e ti dava ragione la moglie vostra poi quando sposta un bacino. Lo sapeva, aveva ragione. La moglie vostra aveva ragione, perché si piezzi è scolmaggiato, uno non sa come da pigliarsi, piezzi e ciestra. Hai capito? Prendetelo con le molle, zio Beppe. Che molla! Io pigliassi per mutante, non per molle e pigliassi. Io tengo la capo che frenesisce. Te li pappi ci capo stasera. Sì, ma ci mettiamo, ci fa sotto la voce. Quando volete essere signore, dite che basta pagato e bassettate e parlate. Magari quando ci spostate con la bocca, mettiamo che la capo in due cessa. Scusate signore, Prego. Scusate. Ma riesce a pigliare. Dopo ci andiamo a fare. Poi finiamo. Pronto? Va bene. Da diotto come che se me ne vaga. Col nudo. Ma il tavolo di piscia un bacio di un profumo. Pronto? Va bene, ma che se mi dici mi stimi sempre molto, e che mi dici ma più molto? Fanno schifo. Vabbè, non va bene. Queste persone fanno Sì, schifo. guardate. Non piangere Don Peppe, fanno schifo. Zio Beppe, Non me l'hanno pagata. Ma diteglielo voi che fanno schifo. lo so, ma purtroppo non ci posso fare niente, è una cosa assurda proprio. Giornalisti, chiamate voi, non fate chiamare queste persone. Signore giornalista, fanno schifo. Che vi volete dire? Io volevo dare. Aspettate un momento, signore. Sì, Calmatevi un po', non le pensate proprio queste Chi persone. chiedo, scusate? A me la bocchina chi mi è morta, chi ti è morta a te?